Sparò al ladro che si era introdotto nella sua abitazione, chiesta una condanna a 5 anni per il padovano Walter Onichini. Il malvivente esige anche un risarcimento da 300.000 euro, la rabbia del tabaccaio. Pericolosa banda di albanesi responsabile di decine di furti e razzie in casa sgominata dai carabinieri di Padova. 2 di loro sono parenti dell'autista dell'Audi gialla che lo scorso anno mise in scacco il nord-est. Insediata la consulta per l'autonomia, 34 soggetti del mondo economico, amministrativo, universitario per affiancare i giuristi nella trattativa. Amministrative 2018, i vertici regionali di Forza Italia annunciano la corsa in solitaria in gran parte dei comuni. I candidati della Lega inadeguati attaccano gli azzurri. La condanna dell'ex direttore generale della sanità militare per le morti causate dal radon sul Monte Velda nel Padovano pongono le basi per una class action, l'annuncio dell'avvocato dei familiari delle vittime. Mattinata di caos tra Castelfranco e i comuni limitrofi per un guasto alla centrale elettrica, ascensori bloccati e semafori in tilt. Rivolta dei trevigiani per la nuova censura di Facebook. Dopo il bacio di Rodena, la mostra di Goldino ora tocca ad un altro simbolo storico della città, la Fontana delle Tette. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca giudiziaria. 4 anni fa aveva sparato ad un uomo che si era introdotto nella sua abitazione, ora è accusato di tentato omicidio. In aula a Padova, chiesta per Walter Onichini una condanna a 5 anni. Sentiamo. Molto deluso di quello che è successo in aula, adesso al di là del... Non voglio fare commenti in questo momento. 5 anni e 2 mesi per tentato omicidio è la richiesta del pubblico ministero della Procura di Padova Emma Ferrero per Walter Onichini, il 35enne di Legnaro che nel 2013 sparò contro un cittadino albanese che si era introdotto nella sua abitazione ferendolo. Il macellaio caricò poi l'uomo in automobile lasciandolo sul bordo della strada. Ci stiamo difendendo dicendo che non era assolutamente volontà del signor Onichini di uccidere il ladro, dicendo addirittura che non l'aveva neanche visto il ladro. All'esterno del tribunale, in attesa di notizie, un presidio di indipendentisti veneti. Il ferito, che si è costituito parte civile, ha chiesto un risarcimento di 324.000 euro. Il 18 dicembre è in programma la prossima udienza, nella quale molto probabilmente verrà emessa la sentenza. Il signor Onichini si sente profondamente incolpevole di questa vicenda, perché era a casa sua, che dormiva nel suo letto, che stava vivendo la propria vita normale, che da quel momento è stata assolutamente sconvolta. Il difensore dal canto suo ha chiesto l'assoluzione per l'esercizio legittimo di difesa, ma questo non cancella ciò che è avvenuto quella notte, sempre presente nella mente di Onichini. Tutte le notti, tutte le mattine, tutte le sere, tutti i pomeriggi. Rimane impresso nel cervello delle persone questa cosa. Ingiustizia, mi fermo qua. Diceva però tanta solidarietà, quello sì. Molta solidarietà. Una grossa responsabilità. Purtroppo certe cose si apprezzano quando servono e basta, e sono in pochi. E restiamo a Padova perché i carabinieri hanno sgominato una banda dedita ai furti in appartamento e 2 degli arrestati sono parenti dell'autista della famigerata Audi gialla che seminò il panico a nord-est nel 2016. Sentiamo. 34 furti in appartamento, 4 auto rubate e refurtiva recuperata per un valore di almeno 100.000 euro, oltre ad alcuni orologi di lusso che devono ancora essere valutati, come un Patek Philippe che da solo potrebbe valere oltre 40.000 euro. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Cittadella che hanno smantellato un'organizzazione composta interamente da cittadini albanesi. 6 le persone finite in carcere a Padova accusate di decine di razzie. 2 di loro sono fratello e nipote dell'autista della famigerata Audi gialla che aveva messo in scacco il nord-est nell'inverno del 2016 tra posti di blocco forzati e inseguimenti. Si avvicinavano in alcune zone, verificavano e spesso mettevano in atto i furti, più furti, potevano andare tra i 4 e 5 anche alle decine alla volta e poi rientravano. I carabinieri sono convinti di aver individuato i colpevoli grazie alla loro tecnica sempre uguale: auto rubate poco distante, ingresso dalle finestre e il saccheggio di tutto quello che trovavano, anche con i proprietari all'interno, per poi fuggire saltando da altezze incredibili o scendendo lungo grondaie e alberi. Secondo i militari i colpi sono stati messi a segno in tutto il nord-est, soprattutto nelle province di Vicenza, Venezia, Treviso e Padova, ma anche in Emilia e Lombardia. Altri 20 componenti della banda sarebbero in via di identificazione da parte dei carabinieri.
Ed ora la politica, perché a Venezia è iniziato il lavoro della consulta sull'autonomia istituita dal presidente Luca Zaia per discutere la proposta che andrà poi presentata a Roma. Sentiamo. Si è insediata a Venezia la consulta per l'autonomia, all'interno della quale i rappresentanti di 34 tra enti locali, categorie economiche e produttive, sindacati e università porteranno il loro contributo al disegno di legge che costituirà la base per la trattativa col governo. Fuori di dubbio che la consulta ha dei rappresentanti di docenti universitari di standing internazionale e penso che loro ci aiuteranno a dare ancora più, loro ci aiuteranno a dare legalità e senso a quello che noi proponiamo, in maniera tale che il confronto sia un confronto ad altri livelli. Se andare a trattare significa darsi pacchi sulle spalle, noi non firmeremo mai ovviamente l'intesa. Il 9 novembre il Veneto non sarà presente quando a Roma si insedierà al tavolo delle trattative. Attenderemo l'iter del disegno di legge presentato in Consiglio, spiega il governatore Luca Zaia. Lombardia ed Emilia Romagna vanno al tavolo con una mozione per cui sarebbero bastati 10 minuti, ma noi portiamo come contributo il lavoro di 5 anni, perciò ci presenteremo con un contratto già scritto. Siamo positivi, non cerchiamo la rissa, non è assolutamente vero che vogliamo non trattare e porteremo a prova il nostro contratto per la trattativa, fra l'altro forti di un comitato scientifico di assoluto livello. Qualunque contributo al tavolo sarà bene accetto, assicura Zaia, con una sola eccezione: di proposte al ribasso non vogliamo nemmeno sentire parlare. Della perplessità di chi vuole procedere col freno a mano tirato non sappiamo che farcene. Trovo strano che dei veneti si pongano il problema di chiedere di meno e sono talmente perplessi che non si chiedono per quale motivo il Trentino Alto Adige ha 9 decimi delle tasse e addirittura la Sicilia ha 10 decimi delle tasse. Vuol dire che non esce neanche uno spillo dalla Sicilia. Sentiamo ora la voce delle categorie al tavolo con la Regione. Gli industriali vogliono aprire un tavolo costante e continuo con la Regione affinché si possa esprimere non con delle semplici domande ma con una discussione, con una progettualità, quelle che sono le esigenze da parte industriali e soprattutto delle 23 materie che vengono trattate, quali di queste saranno quelle per le quali noi diamo delle priorità. Gli industriali avranno certamente un ruolo di primo piano in questo tavolo, assicura il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas. Faremo in modo che la nostra voce venga ascoltata. La presidente dei comuni veneti, Maria Rosa Pavanello, plaude invece a uno dei passaggi del discorso del presidente Zaia. Ha promesso che l'autonomia del Veneto non significherà centralismo regionale, ricorda la sindaca di Milano, ma suddivisione delle competenze tra gli enti locali. Su questo noi avevamo chiesto rassicurazioni, oggi ci sono state date dal Presidente, perché poi a noi interessano le schede su come vengono declinate le 23 competenze, come si declinano nel rapporto con gli enti locali e dobbiamo lavorarci insieme. Ci sarà una proposta della Regione e vorremmo poi intervenire su questo. Per quanto riguarda le università, argomenta il rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi, la nostra autonomia è fortemente limitata dalle indicazioni che riceviamo dal Ministero. Nelle regioni a statuto speciale esistono modelli differenti. Esistono già esempi, il Trentino ha uno statuto autonomo e l'università ha all'interno di quello statuto un suo status che per lo più è di natura economica, cambiano anche i meccanismi di governance, quindi c'è un discorso da fare e capire qual è l'orientamento che dobbiamo prendere. E continuiamo con la politica, con la pagina dedicata alle elezioni amministrative. Di oggi la notizia dello strappo di Forza Italia a Treviso, schiererà un proprio candidato, Andrea De Checchi. Oggi l'annuncio ufficiale: i candidati messi sul tavolo dal Carroccio, dice Forza Italia, sono inadeguati. Sentiamo. Però è chiaro che quando non si è d'accordo su una o due candidature non si può pensare che i passi indietro li facciano sempre gli altri. La formalizzazione dal direttivo regionale è arrivata oggi da Padova. Alle amministrative di primavera Forza Italia schiererà a Treviso un proprio candidato, l'avvocato Andrea De Checchi, attuale consigliere comunale, già vice sindaco di Giancarlo Gentilini. Noi riteniamo siano migliori, più titolati, più adeguati a questa candidatura e a questo passaggio elettorale altri candidati che non quelli a cui la Lega sta guardando, ed è evidente che quando hai un'altra posizione segui quell'altra posizione. La Lega pensa di poter candidare ovunque propri esponenti, faccia pure,
però se lo fa la Lega legittimamente potremmo fare altrettanto noi. Nulla vieta un reciproco appoggio al secondo turno, continua Brunetta, anche se la Lega ha già fatto sapere di non volere apparentamenti. La decisione del regionale mette in non poco imbarazzo il coordinatore provinciale Fabio Chies, che abbozza. Ma la segreteria regionale ha detto chiaramente che in mancanza di un tavolo regionale che riguardasse tutti i comuni sopra i 15.000 che vanno al voto, si vede nelle condizioni di porre un candidato sindaco in ogni comune, soprattutto nei capoluoghi di provincia, e noi come coordinamento provinciale abbiamo messo sul tavolo il nome di Andrea De Checchi, che secondo noi è un candidato che può anche unire tutto il centrodestra. Ma spiragli di trattativa almeno in questa fase ne restano ben pochi e Chies, sindaco a Conegliano con i voti del Carroccio, potrebbe essere tra i primi a sperimentare il gelo calato nel centrodestra. Il tradimento di un'alleanza, così il Carroccio giudica la decisione di Forza Italia di correre con un proprio candidato. La Lega correrà da sola e presenterà il proprio candidato sindaco di Treviso la prossima settimana. Sentiamo. Quello che è successo su Treviso in questa occasione è di una gravità politicamente parlando assoluta. Fine di un'alleanza ora ed in futuro. La decisione di Forza Italia di lanciare un proprio candidato viene accolta con rabbia e delusione dalla Lega, decisa a proseguire la propria strada con un candidato sindaco del Carroccio che verrà presentato con Salvini la prossima settimana, probabilmente giovedì. Un candidato del partito e non della società civile, come pure era stato ventilato nelle ultime settimane, nel caso tutto il centrodestra avesse deciso di convergere su un unico nome. La Lega va avanti da sola o quasi, nel senso che ad appoggiare la lista ufficiale ci saranno civiche di peso, a partire molto probabilmente a questo punto da quella che porterà il nome del governatore Zaia. Quel che è certo è che la scelta di Forza Italia non resterà senza conseguenze, in bilico la sopravvivenza delle giunte dove Lega e Forza Italia governano insieme, a partire da quella di Conegliano guidata da Fabio Chies, che degli azzurri è pure coordinatore provinciale. Noi prendiamo atto del fatto che la presa di posizione da parte di Forza Italia sia una presa che è puramente politica, quindi è evidente che Forza Italia in questo momento non è più un alleato della Lega, ma si sta comportando in maniera ostile nei nostri confronti, facendo saltare tutti quelli che saranno gli accordi da oggi in futuro. L'altra certezza è la rottura, questa volta pare proprio definitiva, con Gentilini, cartellino rosso già pronto per lui ed i suoi fedelissimi. Aspettiamo semplicemente che ufficializzi il suo sostegno a De Checchi e poi insomma farà la sua strada. La corsa a Casugana del centrodestra non sarà dunque con un unico candidato al primo turno, ma la rottura è totale e la Lega esclude apparentamenti anche nell'eventuale ballottaggio. Li escludo già a priori gli apparentamenti, perché un accordo che va avanti e che ha trovato conforto in 3 anni di buona amministrazione nella provincia di Treviso non può essere fatto saltare a 6 mesi dalle elezioni per poi essere riproposto negli ultimi 15 giorni. Sarebbe una presa in giro nei confronti degli elettori. Ed ora il crack delle ex popolari. La salvezza di oltre 200.000 risparmiatori finiti in braghe di tela potrebbe venire dalla creazione di un fondo di risarcimento. Sentiamo. Soci, risparmiatori azzerati dal crack delle popolari venete, per loro potrebbe aprirsi la strada della creazione di un fondo di risarcimento. È questo lo strumento oggetto dell'emendamento alla legge di bilancio che sarà presentato la prossima settimana in Commissione Senato e individuato dai senatori veneti chiamati a raccolta dall'associazione Noi che credevamo in BBV, che conta 2.000 iscritti. Che questo fondo deve avere un'alimentazione, diciamo, di una certa importanza, poi le quantità saranno determinate anche dal confronto con il governo, e deve essere alimentato dalle varie disponibilità che possono esistere nel mondo, nella legislazione, nel mondo bancario. Soldi ricavabili dal fondo di risoluzione piuttosto che dai fondi dormienti, e i senatori del Movimento 5 Stelle, anche dopo le audizioni in Commissione, attaccano. Lo dovrebbe alimentare le banche che stanno nella governance di Banca d'Italia. Sicuramente c'è una responsabilità per omessa vigilanza che sia la Banca d'Italia a pagare. La questione non è semplice, i soldi da trovare non sono pochi, l'associazione chiede 4 miliardi, 2 per ogni ex popolare, li vorrebbe non fra 10 anni ma nel giro al massimo di 2 esercizi di governo. L'escamotage però potrebbe esserci. Istituire o di individuare un meccanismo di garanzia, di rotazione, si è fatto il nome della Cassa Depositi e Prestiti,
che permetta di poter avere una cifra di una certa importanza, una quota importante, magari anche con una gradualità. La proposta così articolata trova il consenso di tutti i senatori e anche del sindaco di Vicenza, Achille Variati. Potrebbe essere la strada. Io martedì sono in audizione e tirerò fuori questo tema assolutamente. Cauti ancora i commenti dell'associazione. Per il momento sappiamo che la cosa si può fare, che i fondi ci sono, aspettiamo i soldi e aspettiamo i fatti. Ed ora il caso Pedemontana, timori delle opposizioni in Consiglio regionale sul finanziamento dell'opera. Sentiamo cosa ha detto a questo proposito il governatore Zaia. Il contratto che abbiamo firmato è chiaro, c'è tempo fino a gennaio per portare la soluzione. Io non so se manca o se c'è, ce lo dirà l'azienda quando avrà rispettato i parametri previsti dal contratto. Non ho nessun rapporto con l'azienda e penso che in questa fase sia giusto così, perché il contratto è chiaro. Se alla fine non ci sarà la chiusura del contratto, l'azienda dovrà abbandonare i cantieri e daremo in mano il cantiere a qualcun altro. L'azienda ha la possibilità di chiamarsi fuori fino alla data di gennaio, ovviamente può in qualsiasi momento dire che ha chiuso la partita. Ed ora la sentenza per le morti causate dal gas radon sul Monte Venda, nell'ex base militare, una sentenza che pone le basi per una futura class action nei confronti del Ministero della Difesa. Abbiamo sentito l'avvocato dei familiari delle vittime. No, non ce l'aspettavamo assolutamente, una sentenza storica, la prima sentenza in Italia contro vertici militari e l'unica sentenza al mondo, e questo lo dice il dottor Guarignello di Torino, pubblico ministero di Torino, l'unica sentenza al mondo che correla il radon con tumori polmonari. Il giorno dopo la decisione del Tribunale di Padova per 3 morti e un malato vittime del terribile gas radon nella base sotterranea del Primo Rock sul Monte Venda, Patrizia Sadocco, avvocato difensore delle vittime, non nasconde la soddisfazione per una sentenza del tutto in attesa. 2 anni di reclusione, sospesi per l'ammiraglio Agostino Di Donna, ex direttore generale della sanità militare, chiamato a risarcire le parti del Ministero della Difesa, che dovrà rispondere in sede civile sia nei confronti di chi è stato ammesso al processo, ma anche in quelli delle altre famiglie di presunte vittime, avieri, sottufficiali e ufficiali che avevano prestato servizio al Primo Rock. Sono oltre 100 le persone morte ammalate. Per tutte queste famiglie escluse dal procedimento penale per questioni procedurali sicuramente si farà una class action, si faranno delle azioni risarcitorie e con una sentenza del genere credo che ci siano buone probabilità di successo. Si aspettano un ricorso in appello le famiglie, ma quanto accaduto il 2 novembre in tribunale a Padova è incancellabile. Ritengo che sia un segnale fortissimo per il Paese e una pietra miliare per il mondo militare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco con la seconda parte del nostro TG. E rieccoci in diretta con il TG del Veneto, proseguiamo con la cronaca. Blackout oggi a Castelfranco, disagi nella città del Giorgione e nei comuni limitrofi con semafori in tilt e ascensori bloccati. Sentiamo. La corrente elettrica che salta improvvisamente in un territorio vasto 5 comuni con conseguenze inevitabilmente pesanti dagli ascensori bloccati e i semafori in tilt. Quasi 3 ore di caos tra Castelfranco, Castello di Godego, Vedelago, Resane e Altivole. Nella città del Giorgione i problemi maggiori, anche perché qui ha avuto origine il problema. Tra i primi a esserne informati il sindaco Stefano Marcon. C'è stato un blackout che ha interessato la centrale primaria di San Floriano, ricordo essere quella centrale che trasforma l'alta tensione a 20.000 volt, un guasto tecnico. Un guasto che ha provocato anche un principio di incendio, di cui l'intervento anche dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato poco dopo le 8, immediato l'invio dei tecnici per cercare di riallacciare la corrente, mentre negli edifici pubblici gli ascensori si bloccavano, con utenti impauriti all'interno e il traffico andava in tilt per i semafori non funzionanti. Qualche criticità negli impianti semaforici piuttosto che nelle strutture ricettive. L'ospedale fortunatamente ha il suo sistema che riesce a compensare questi blackout. Ad oggi io non ho contezza di danni rilevanti a cose o persone. Gran parte delle situazioni critiche risolta poco prima delle 11. Qualche ore dopo è giunta anche una nota di Terna, gestore di trasmissione elettrica nazionale. Il disservizio nella zona di Castelfranco si è verificato per problemi sulla rete di distribuzione, scrive l'azienda. Per quanto di sua competenza, Terna è subito intervenuta a supporto per ripristinare la situazione, tornata prontamente alla normalità.
E restiamo nella Marca, nuova censura di Facebook dopo il bacio di Rodin, anche la Fontana delle Tette a Treviso ed è rivolta dai cittadini, sentiamo. Bianca come il latte, dura come il marmo, svelto che va verso la piazza. Segni particolari, 2 tette così. Abbiamo scomodato il film simbolo di Treviso per descrivere un altro simbolo della città, la Fontana delle Tette. Finita, nonostante la veneranda età di 457 anni, al centro della cronaca recente per la censura subita da Facebook. Definita materiale pornografico dell'intelligenza artificiale, è il promotore dell'immagine, un antiquario con negozi 2 passi dal Duomo di Treviso, che aveva deciso di utilizzarla per promuovere la sua attività e anche la città. E poco importa che si tratti di una statua e che di tette, perché di questo si parla, siano di marmo. Per i social è tutto porno. Ma come sempre, parlatene bene, parlatene male, l'importante è che ne parliate, il risultato è stato l'arrivo di turisti e non solo per l'immancabile selfie a seno scoperto. E c'è chi è arrivato qui dalla Puglia per dire la sua. Secondo lei l'arte può essere porno? Secondo me no. E a proposito di pornografia? La Fontana delle Tette è pornografica? Non penso, non mi sembra. Anzi, credo che tutti dovremmo guardarla con piacere. Per i trevigiani la pornografia è un'altra cosa. Ci sono molte più cose pornografiche, come la dichiarazione di quell'avvocato che ha detto se una donna si veste in abiti succinti è giusto violentarla. Donne che difendono non solo la fontana ma anche la libertà dei segni al vento. Negli anni 70 eravamo tutti coi segni al vento al mare e non si scandalizzava nessuno. Adesso è un ritorno al puritanesimo, gli americani insegnano in maniera negativa. E poi c'è chi tira in ballo l'invidia tutta femminile per ciò che nonostante i secoli non si ammoscia mai. C'è chi dice che l'algoritmo sia femmina e sia un po' invidiosa dei segni della statua. Mi sa di sì che sono belle tette, però Facebook secondo me il logaritmo non funziona. Insomma tutti dalla parte delle tette, pardon, della statua, con un concetto che il trevigiano doc sintetizza così. Perché la roba è Treviso. Però per Facebook addirittura chi la pubblica è pornografico. Ma chi la pubblica, chi che non la pubblica se c'è un die. E non cercate questo servizio sulla nostra pagina Facebook. Dopo queste immagini per l'algoritmo siamo pornografici anche noi. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG torna 20:10 il nostro approfondimento. Questa sera ospite in studio di Ferdinando Avarino il costituzionalista Mario Bertolissi, si parlerà naturalmente di autonomia del Veneto. Ed è proprio tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Più nubi quest'oggi anche con qualche fenomeno a carattere sparso. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto e con locale pioviggine associata. Peggioramento poi nel corso della serata e della nottata. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 12 e i 15 gradi, i valori minimi oscillanti tra i 7 e gli 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con possibile pioviggine, meno probabile però sul Triestino. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra i 13 e i 14 gradi, mentre le minime oscilleranno tra i 9 e gli 11 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui aumento della copertura nuvolosa con maggiori spazi soleggiati però sull'Alto Adige. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra i 16 e i 18 gradi, minime sui 7 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da sud-est, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.